Buongiorno, buongiorno, in diretta con Focus TG, un altro femminicidio purtroppo sul lago di Garda, a Castelnuovo sul Garda è successo. Vediamo il titolo di uno dei tanti giornali che è uscito poco fa. Il Gazzettino: uccide la compagna 33enne a coltellate. Jessica Stapazzollo aveva chiamato i carabinieri per maltrattamenti, ma poi aveva ritirato la denuncia. Si tratta di una coppia di origine brasiliana. Avremo poi tutti i particolari in diretta dalla nostra inviata Chiara Gaiani. E c'è stata la seconda udienza del processo contro Andrea Favero, accusato di aver ucciso e gettato dalla cavalcavia della A4 l'ex compagna Giada Zanola. In aula sono stati ascoltati i familiari della vittima, il padre, il fratello e la sorella della 34enne originaria di Brescia ma padovana d'adozione. Il papà Gino Zanola, che con la famiglia si è costituito parte civile, ha chiesto giustizia per la figlia. L'accusa per Andrea Favero è quella di omicidio volontario aggravato dal rapporto di convivenza e dalla premeditazione. Il processo tornerà in aula il prossimo 24 novembre. Il mistero della morte di Chiara Zardo, imminente l'autopsia per chiarire le cause del decesso della 18enne trovata senza vita dalla madre sabato a Pederobba. I carabinieri intanto hanno sentito anche gli amici della ragazza che con lei hanno trascorso l'ultima sera, quella di venerdì. L'intendimento della Procura è quello di procedere con un'autopsia, un esame a questo punto dirimente per chiarire le cause del decesso di Chiara Zardo, la 18enne morta nel sonno nella sua casa di Pederobba e trovata senza vita verso le 13 di sabato pomeriggio dalla madre Elisa Ciannillo. Dall'esame esterno non sono emersi elementi di peso capaci di sciogliere i tanti dubbi attorno alla fine della giovane, si è solo escluso il coinvolgimento di terzi, segni di violenza, la presenza di ferite. Di fatto si è confermato il quadro scattato nell'immediatezza del ritrovamento. Gli inquirenti in queste ore hanno proceduto sulla base del cosiddetto fascicolo 45, il registro specifico per le attività che non costituiscono reato. In tale ambito i carabinieri hanno ascoltato la stessa mamma di Chiara e alcuni amici che avrebbero trascorso con la giovane la serata di venerdì. Si tratta di coetanei, tutti maggiorenni, il riservo è massimo, si va avanti senza lasciare nulla di intentato. Nel momento in cui sarà conferito l'incarico dell'autopsia, il pubblico ministero potrebbe anche individuare un titolo specifico di reato, un'ipotesi su cui fare piena luce. In ogni caso, da questo esame potrebbero arrivare risposte dettagliate sull'eventuale assunzione di sostanze di varia natura, sia psicotrope che stupefacenti. Mamma Elisa ha escluso anche alla nostra emittente che Chiara ne facesse uso. Mia figlia era sanissima e stava attraversando un periodo felice, le sue parole. Semmai, stando al racconto della donna, venerdì sera, al rientro da una serata con gli amici, la 18enne aveva preso un farmaco per lenire un mal di gola, un comune antinfiammatorio, ibuprofene. Anche questo dettaglio, che dettaglio a questo punto non è, sarà verificato nel corso dell'esame autoptico. Voglio sapere perché mia figlia è morta, la frase che ci aveva affidato mamma Elisa, una richiesta che è dell'intera comunità. Come genitore non posso che sposare la linea della madre, perché perdere una giovane vita, una figlia di 18 anni, penso che sia la peggior disgrazia che possa capitare a un genitore, per cui quello che posso solo dire è stringermi al dolore dei genitori e sperare che la madre abbia le risposte che cerca. Pederobba, un territorio travolto dal dolore. Sabato l'incidente sul lavoro ad Arabba, costato la vita al 42enne Antonio Facchin, disgaggista. Per tutti Tony Zoldan, cantante di musica rock. Tony lo conoscevo benissimo anch'io ed era un amico e di conseguenza spero che le autorità competenti facciano chiarezza sull'accaduto, perché purtroppo tanti giovani hanno lasciato questo mondo a causa del lavoro e che è una cosa incomprensibile che andare a lavorare e non tornare più a casa non è accettabile nel 2025. C'è stato un incidente ieri sera in via Stazione a Vedelago, vediamo le immagini dei vigili del fuoco, un grosso camion che trasportava materiale inerte si è rovesciato e ovviamente sono intervenuti i soccorsi, per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone ma soltanto disagi per la viabilità.
E invece è stato gravissimo l'incidente in cui ha perso la morte schiantandosi contro la barriera di Mestre sull'A57, Lavinia Capobianco di 41 anni che è morta. La donna viaggiava da sola, ha perso il controllo dell'auto per motivi ancora da accertare, inutili sono stati i soccorsi. Lavinia aveva perso appena un anno fa il compagno deceduto in un incidente in parapendio. È quello che resta dell'auto di Lavinia Capobianco, 41enne originaria di Motta di Livenza nel Trevigiano e ora residente a Udine. La donna era a bordo del mezzo lungo la A57 quando, per cause ancora tutte da appurare, ha perso il controllo e si è schiantata contro il casello della barriera di Mestre. Uno scontro che le è stato fatale. L'incidente intorno alle 4:50 del mattino, l'allarme lanciato subito dal personale di Concessioni Autostradale Venete, la cui sede è proprio a pochi passi dal casello. Intervenuti sul posto vigili del fuoco, gli ausiliari di viabilità Cave e i sanitari del SUEM, che hanno potuto solo constatare il decesso della 41enne. Un impatto violentissimo che ha eluso quelle che in gergo vengono chiamate fisarmoniche, i prolungamenti delle corsie dei caselli che servono proprio ad attutire gli incidenti, proseguendo la sua corsa ad alta velocità contro le colonne di acciaio della carreggiata, finendo poi contro il guardrail del casello. All'origine del gravissimo incidente forse un malore o più probabilmente un colpo di sonno. Affidati alla polizia stradale tutti i rilievi del caso. Chiuse per alcune ore la pista di esazione e quella a lato, che hanno riportato danni strutturali. Nella mattinata si sono poi formate code a causa della riduzione delle porte di telepedaggio aperte. Lavinia Capobianco era la compagna di Carlo Alberto Murarno, ingegnere originario di Sacile, che appena un anno fa ha perso la vita in un incidente di parapendio su Monte Baldo. L'uomo, esperto sportivo e prossimo al conseguimento del brevetto, era precipitato durante un volo ed era stato elitrasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Trento, dove è deceduto poco dopo. Lavinia e Carlo si erano conosciuti durante gli anni universitari a Udine, dopo cui non si erano mai lasciati. Una storia, la loro, interrotta tragicamente con 2 incidenti a distanza di pochi mesi. Servizio di Edi Caliman e comunità, la comunità gettata nello sconforto, quella di Campoformido, alla notizia della morte di Lavinia Capobianco, che nonostante la tragedia della perdita del compagno non aveva mai perso il sorriso. Il destino torna a colpire la comunità di Campoformido e lo fa in maniera durissima, quasi subdola. A quasi un anno e mezzo di distanza dalla morte di Carlo Murano, ecco che si è spezzata prematuramente anche la vita della compagna Lavinia Capobianco, a soli 41 anni, e il dolore è grandissimo. Ma io devo ammettere che sono molto addolorato in realtà della notizia che ho ricevuto sulla perdita di Lavinia. La notizia l'abbiamo appresa questa mattina, non si sapeva se si trattasse di Lavinia o meno, però devo dire che appena abbiamo avuto la conferma mi sono particolarmente commosso, perché avevo avuto modo di incontrarla diverse volte, soprattutto a seguito dell'incidente del suo compagno Carlo Alberto, e in quell'occasione lei si era sempre mostrata molto gentile, empatica e aveva un'umanità che era non scontata, ecco. Io le ultime volte che l'ho vista la ricordo come una persona che aveva il sorriso nonostante avesse un grande dolore che portava nel cuore, e questo ovviamente empaticamente mi ha coinvolto ancora di più nell'apprendere questa notizia. 497 giorni fa la tragedia che aveva coinvolto Carlo Murano, vittima di un incidente col parapendio sul Monte Baldo, con la purtroppo inutile corsa disperata all'ospedale di Trento. Una giornata drammatica che aveva strappato il sorriso a Lavinia e gettato tutti nello sconforto. Oggi una seconda mazzata sulle famiglie di quella coppia tremendamente sfortunata, con l'incidente stradale poco prima delle 5 del mattino che è costato la vita anche a Lavinia. Qualcosa di difficilmente spiegabile. Di loro però resterà sempre un ricordo splendido di una coppia piena di vita e amante di sport e avventure. Ovviamente la mia vicinanza, ma anche di quella di tutta la comunità. Erano comunque entrambi una coppia molto giovane. Allora andiamo in diretta a Conegliano, perché vediamo Daniela Sizia che sta intervistando a Pierpaolo Urbani, l'ex primario rapinato di Rolex e gioielli.
Sentiamo in diretta, vediamo. E li hai visti in faccia? Sì, l'ho visto in faccia benissimo. Le immagini che sono state riprese da una telecamera vostra qui della casa? Esatto, sono stati ripresi, i carabinieri hanno in mano tutti i filmati e, ripeto, uno era più o meno della mia altezza, della mia corporatura, robusto, ci siamo rotolati per terra e, ripeto, ho la soddisfazione di aver fatto lo sgambetto che si è caduto per terra e dopo li ho rincorsi con il sasso in mano e Marino non posso in questo momento qua, c'è qualcosa di... Sì. Ma erano giovani? Erano fra i 20 e i 30 anni. Si raccontava prima che l'ha presa da dietro, quindi... Li ho visti dopo. Quello con cui ho colluttato l'ho visto benissimo in faccia, quell'altro era incappucciato e ho visto soltanto i lineamenti del profilo, null'altro. Le parevano lineamenti comunque dell'Est Europa? Insomma. Allora, non sono in grado di dirlo. Certo, non sono in grado di dirlo perché l'ho visto per secondi di profilo, mentre quell'altro l'ho visto bene in faccia e l'ho riconosciuto dai carabinieri. Hanno parlato in lingua, ripeto, orientale, non so se polacco, se cecoslovacco, eccetera, però Est Europa di sicuro. Sapevano che cosa prendere? Sono subito venuti a prenderle l'orologio e la catenina? Penso di sì, perché mentre uno mi teneva per il collo da dietro con le due mani, quell'altro mi ha afferrato il braccio con tutte e due le mani e ha strappato via di colpo sia l'orologio che la catenina d'oro. Lei tornava a piedi a casa o stava La uscendo? macchina l'avevo parcheggiata qui e quindi stavo tornando a casa tranquillo e loro probabilmente erano dentro la macchina, ma non ho fatto caso. Dopo col senno di poi mi sono ricordato che già l'avevo vista qui la macchina, quindi è possibile, probabile che fosse già tutto organizzato, che fosse già tutto predisposto, insomma, non era una cosa fortuita, casuale, estemporanea, eccetera, era una cosa organizzata con l'autista, con la macchina in moto e tutto quanto. Quindi erano due, sono scesi e uno è rimasto in macchina? I due sono scesi, uno mi ha preso per il collo e quell'altro mi ha strappato. Quando sono scappati li ho rincorsi e, ripeto, uno l'ho sgambettato, è caduto per terra, quindi ho fatto tempo ad arrivare qui dove c'era... Ma la macchina era qui? Sì, esattamente parcheggiata qua. È stato reattivo. Dottore, lei l'ha riconosciuto, li ha riconosciuti qualcuno? Uno dei due sì. Nelle segnaletiche dei carabinieri era proprio chiarissimo che era questo di origine, ripeto, dell'est, adesso non mi ricordo più la nazionalità precisa, però il linguaggio, il modo di parlare era dell'est. Quindi da una foto segnaletica? Da una foto segnaletica dei carabinieri. Stamattina è andato? Sia ieri che stamattina. Sì. Erano nell'archivio? Fra il pronto soccorso. Quindi persone conosciute? Sì, era nell'archivio. Ha paura o...? No, paura proprio, anche perché facendo il mestiere che faccio, le colluttazioni in psichiatria non dicono che fosse all'ordine del giorno, ma ogni 2 o 3 mesi capitava che c'era qualcuno di violento, con i coltelli, eccetera. E questi qua avevano il coltello in mano. Ah, quindi erano armati? Armato, sì, avevo il coltello puntato qua, con la mano sinistra, mentre con la destra mi ha strappato via tutto. Cosa ha pensato? Allora, che È difficile pensare a qualcosa. A dargliele, ecco, a picchiarli, pensavo solo a quello. Ha avuto paura? Ma più di tanto no, perché ripeto, nel mio mestiere siamo abituati, eravamo, perché sono passati 12 anni che sono in pensione, ma... Cristian, dunque hai sentito le parole del medico, ha riconosciuto uno dei suoi aggressori. Cristian, io ti cedo la linea e poi se dovessi avere ulteriori novità. Allora, questa era Daniela Sizia in diretta da Conegliano. Pierpaolo Urbani, 75 anni, ex direttore della psichiatria
di Vittorio Veneto. Avete sentito da psichiatra, ha reagito così, abituato, diceva, alle aggressioni, ma è chiaro che questi uomini lo tenevano d'occhio, sapevano quando e come colpire, stava guardando la cassetta delle lettere, è stato letteralmente aggredito e minacciato con un coltello, gli hanno portato via il Rolex e quanto aveva la catenina d'oro, insomma, quindi continuiamo da mesi a dire che questo è un territorio sotto assedio, che ci sono bande di predoni scatenate, furti nelle abitazioni, aggressioni per la strada. L'altro giorno a Treviso una signora anziana è stata aggredita, stesa a terra e derubata nelle Mura, che è un luogo frequentatissimo da persone che vanno a passeggiare, e lo Stato, se c'è, ripetiamo, batta un colpo, perché finora Carabinieri e Polizia non sono in grado di fare un controllo capillare del territorio, non avendo abbastanza uomini e non avendo abbastanza mezzi. Passiamo ai funerali, anzi no, scusate, vedo collegata in diretta dal Lago di Garda Chiara Gaiani, da Castelnuovo del Garda, per il femminicidio di una donna di origine brasiliana assassinata dal compagno con diverse coltellate. A te Chiara, a te. Sì, direttore, buongiorno. Buongiorno a te telespettatori. Siamo con Federico Cibotto in via Pellico a Castelnuovo del Garda. Alle mie spalle vedete l'appartamento dove è stato trovato dai carabinieri il corpo senza vita di una donna di 33 anni di origine brasiliana, Jessica Stapazzolo, custodio de Lima. Il numero di coltellate che ne hanno causato la morte, il comunicato della procura dice sono numerose, ma sicuramente in un numero davvero molto importante. Non è ancora certa quale sia la data e l'ora della morte della donna che è stata uccisa dal compagno Douglas Reis Pedroso, 41 anni, brasiliano, anche lui. A mezzanotte l'uomo ha chiamato i carabinieri manifestando intenzioni, dicendo che voleva farla finita, voleva togliersi la vita. Quando è stato poi raggiunto, ha raccontato ai carabinieri che all'interno dell'appartamento di sua proprietà qui a Castelnuovo del Garda avrebbero trovato il corpo senza vita della ex compagna. Davvero una vicenda terribile quella che vi stiamo per raccontare, perché Douglas Reis Pedrosa il 17 settembre era stato rinviato a giudizio per aver picchiato la sorella di Jessica, per averle usato addirittura violenza. Ma ci sarebbero state già numerose denunce a suo carico, tanto che Jessica aveva un apparecchio di protezione di quelli che sono stati istituiti dal Codice Rosso proprio per avvisare le forze dell'ordine in caso di emergenza, e Douglas Reis Pedroso aveva il braccialetto elettronico ed aveva anche un ammonimento del questore di Verona per un divieto di avvicinamento proprio alla ex compagna, che in questo momento stava vivendo a casa dei familiari a Ponti sul Mincio. Una vicenda quindi che è tutta da chiarire. Purtroppo l'epilogo è quello di una donna, ancora una volta una donna vittima dell'ex compagno in un modo davvero violento. Il suo corpo è stato appunto ritrovato dai carabinieri, come vi dicevo poc'anzi. Una vicenda su cui vi aggiorneremo anche nelle prossime edizioni, cercando proprio di capire che cosa è accaduto, come mai anche il braccialetto elettronico, che non è ancora stato ritrovato dai carabinieri, mentre nell'auto dell'uomo i carabinieri hanno ritrovato il coltello che è stato usato per uccidere la ex compagna, e il dispositivo è stato ritrovato nascosto nel garage dell'abitazione di Ponti sul Mincio dove viveva Jessica. Come mai questi dispositivi a tutela della sicurezza delle donne non abbiano funzionato? Ecco, direttore, direi che per ora da Castelnuovo del Garda è tutto. Ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica e ti restituisco la linea. Grazie molto a Chiara Gaiani e a Federico Cibotto, i nostri inviati a Castelnuovo del Garda. Oggi in regia Tony Esposito e Italo Morao.
Sempre di femminicidi parliamo perché si riaprirà il 14 novembre il processo d'appello nei confronti di Filippo Turetta, che uccise Giulia Cecchettin. Dopo la rinuncia di quest'ultimo, arrivata una settimana fa con una lettera scritta a mano, la Procura ha deciso comunque di procedere. Ha presentato richiesta di appello per chiedere le aggravanti della crudeltà e dello stalking non riconosciute dalla sentenza di primo grado nei confronti di Filippo Turetta. Nessun passo indietro della Procura di Venezia dopo la rinuncia di quest'ultimo, e quindi il 14 novembre si aprirà il processo di secondo grado contro il giovane condannato il 3 dicembre del 2024 all'ergastolo per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, avvenuto l'11 novembre del 2023 a Fossò. Nella lettera in cui rinunciava all'appello indirizzata alla Corte d'Assise di Venezia, Turetta aveva scritto di aver accettato la condanna all'ergastolo, una pena che aveva riconosciuto come pena meritevole di essere applicata. La Procura di Venezia aveva dal canto suo impugnato la sentenza di primo grado perché non erano state riconosciute le aggravanti della crudeltà e dello stalking, circostanze che avevano sollevato un ampio dibattito, anche se la sentenza non comporterà una modifica di pena per Turetta. A questo punto, vista la rinuncia al processo d'appello del loro assistito, appare prevedibile che all'udienza del 14 novembre non presenzino in aula gli avvocati della difesa. Oltre 800 persone ieri pomeriggio per l'ultimo saluto a Kevin Bonaldo, il ciclista di 25 anni di Loria, colto da un malore alla piccola Sanremo di Sovizio, è morto dopo un mese all'ospedale di Vicenza. La fidanzata Alice, in lacrime, ha detto: hai lasciato una cicatrice che riempirò dei tuoi colori. Sentiamo ancora Daniela Sizio. Il caschetto con il numero 136 appoggiato sulla bara, accanto la sua amata bici, la sua maglia e poi i fiori bianchi, i compagni di squadra, la disperazione dei genitori e dei fratelli e la fidanzata Alice che con un gesto dolce ha lasciato 2 rose, una bianca ed una rossa ed un peluche. Una chiesa gremita di gente per l'ultimo saluto a Kevin Bonaldo, 25enne ciclista bassanese ma residente a Loria. La lettera di Alice al suo Kevin, i 7 anni passati insieme, i sogni per un futuro sempre più vicino. Sei stato tutto e mai qualcosa di scontato. L'ultima cosa che mi hai detto ridendo: tra 2 anni avrò una casa e tu sarai con me. Eri così, deciso, sicuro di ciò che volevi. Ti sei spento piano, regalandoci un mese con te, dove in realtà ora capisco che stavi dando tu la forza a noi. Hai lasciato una cicatrice che riempirò dei tuoi colori. L'omelia commossa di Don Andrea, parroco di Ramon di Loria, non conta, dice: la destinazione è mal tragitto, il peggiore dei finali non cancella un inizio. Cita le parole di 2 canzoni che Kevin amava e poi dice: Kevin ci aveva abituati ogni gara ad arrivare comunque al traguardo, sebbene ci potesse essere stata una caduta, un imprevisto, la fatica. Al traguardo si arriva. Era un obiettivo che dimostrava il carattere di chi non molla, la sua voglia di farcela ad ogni costo. Al cimitero di Ramon le parole toccanti di Galdino Peruzzo, presidente della sua squadra, la SC Padovani. Kevin ci ha lasciato un vuoto incolmabile, poi il dolore e le lacrime di uno dei compagni. Correremo in tuo onore per regalarti un successo. Lo faremo insieme ad Antonio, cercando di far diventare presto realtà la sua voglia di vincere per te. Abbiamo davanti a noi diverse settimane di allenamenti. Ogni giorno ci alzeremo con questo desiderio nel cuore. Spingeremo più a fondo in bicicletta, alzeremo più pesi in palestra. Aggiungeremo dei chilometri alle nostre uscite per farci trovare pronti a scendere prima gara. Kevin, sarai con noi ogni giorno. Le lacrime si fermano in gola all'abbraccio dei compagni di squadra al fratello di Kevin con la stessa passione per il ciclismo, quel peluche stretto al petto di Alice e l'abbraccio della comunità a mamma Cinzia e papà Roberto.
Il tragico incidente sul lavoro in via Santa Teresa a Rosolina, all'interno di un'azienda che fornisce attrezzatura per l'edilizia. Un operaio di 29 anni, Luca Domenicale, residente a Portoviro, ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato sotto un macchinario. L'allarme è scattato intorno alle 17:15 e sono arrivati i soccorsi, ma purtroppo i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La Veneta Prefabbricati si occupa della realizzazione e della commercializzazione di manufatti in cemento per l'edilizia, sede a Rosolina, affacciata sulla Romeo. La vittima, Luca Domenicale, è stato a lungo residente a Taglio di Po, dove abitano i genitori. Si era trasferito a Portoviro dopo il matrimonio. Lascia la moglie e un figlio e, a quanto si apprende, non era da molto tempo che lavorava in azienda con mansioni di manutentore. In paese era molto conosciuto, aveva anche giocato a calcio per molti anni, prima nelle giovanili della Tagliolese e quindi nello Zona Marina. Una tragedia inaccettabile, così ha detto il segretario generale della UIL del Veneto, Roberto Toigo, a proposito di questo ennesimo incidente sul lavoro. Se non ci sarà il rispetto della vita propria e altrui come priorità, non si andrà da nessuna parte. Non ci saranno leggi e controlli sufficienti per debellare questa strage. Noi dobbiamo lavorare tutti insieme per ottenere questo risultato di 0 morti sul lavoro. Andare più lenti, ma la cosa principale è il rispetto della vita. Senza di questo non otterremo mai il risultato che vogliamo. Il furto ai danni del titolare di un negozio di carte Pokémon a Rubano, che mentre i ladri erano entrati in azione stava assistendo al parto della moglie, che ha dato alla luce una bambina. Eccoli in azione i ladri che hanno colpito il negozio di Michele Greggio a Sarmeola di Rubano. Le telecamere hanno ripreso il blitz 7 minuti appena e fatto partire l'allarme direttamente al telefono del proprietario, che però in quei momenti aveva tutt'altro a cui pensare. Finché io ero in sala parto ad aspettare mia figlia e a fare forza alla mia compagna, hanno scassinato la porta del negozio e sono entrati a rubare soprattutto la mia collezione personale di carte Pokémon che erano qui presenti in negozio. Ci sono momenti della vita che sono totalizzanti, come la nascita di un figlio. È quello che stava provando Michele, solo che mentre nasceva la piccola Agata, nello stesso momento 2 ladri entravano nel suo negozio e si portavano via gran parte della merce in vendita, un'intera collezione di carte Pokémon di inestimabile valore. Un bottino da quasi 35.000 euro. Secondo me mi hanno tenuto sott'occhio per parecchi giorni e in 7 minuti hanno portato via 35.000 euro di merci e carte singole. Ci sono determinate carte che costano parecchio, molto, e soprattutto sono anche molto facili da piazzare nel mercato secondario, non nel mercato principale. Il fiocco rosa appeso alla vetrina, accanto il cartello che spiega alla clientela cos'è accaduto e perché il negozio è sguarnito. Adesso ci si attrezza bene, sì. Adesso prenderemo tutte le dovute precauzioni, anche se in questo momento penso a mia figlia e alla mia compagna, soprattutto. Una brutta avventura che non era mai successa a Michele e alla sua famiglia, titolari di un altro negozio sempre in provincia di Padova. In questo momento però difficile togliere il sorriso di bocca dal neopapà. Già non mi sarei mai dimenticato di quella notte, così è ancora più impressa nella mia mente. E comunque sono contentissimo, alla fine della nascita quella è la cosa principale, il negozio si rifà, bisogna sempre andare avanti. Ladri in azione anche sulle colline del Prosecco, e questa non è una novità. La novità è che a lottare contro questi delinquenti adesso scendono in campo anche i cacciatori.
Subito ho visto l'avviso dalla Proloco, dal gruppo della Proloco, e subito ho avvisato anche altri amici cacciatori della zona che magari abbiamo strumenti per la visione notturna, ma soprattutto la conoscenza di sentieri, eventuali vie di fughe di questi ladri, e quindi siamo andati in supporto alle forze dell'ordine che magari vanno a non sapere bene proprio i passaggi segreti dei boschi e così, e siamo riusciti subito a controllare i paraggi quasi tutta la notte. Di fronte all'ennesima allerta a scendere in campo tra le viti del Cartizze sono stati anche i cacciatori. Siamo a San Giovanni di Valdobbiadene, dove sabato sera i ladri hanno tentato il colpo in un'abitazione di via Cavalier, messi in fuga prima dai legittimi proprietari, poi dalla mobilitazione che ne è seguita. Pronto tam tam nei gruppi WhatsApp di vicinato, in primis San Giovanni, ma poi anche nelle altre frazioni. Questo ha permesso di allertare i residenti. Una task force che, sottolinea il sindaco, ha evitato altri furti sia commessi che tentati e ha portato all'individuazione di una Fiat 600 chiara. Cacciatori, popolazione, volontari si sono mossi con cautela, insomma nessun'arma, solo cannocchiali e torce. Sono ronde, che cosa sono? No, sono cittadini liberi, profondi conoscitori del territorio che, come ha detto Pierarigo, conoscono ogni sentiero e sono sicuro limita quello che potrebbe essere un fenomeno ancora più dilagante di furti e tentativi di furto nelle case e nelle cantine. Lo stesso Gatto, che oltre a essere presidente della riserva di caccia è anche titolare di una nota cantina, racconta quanto successo un anno fa circa, protagonista quella che sembrava una coppia di turisti, un lui e una lei, che dopo il brindisi in cantina se ne stavano andando con il mal tolto. Fatalità, è caduto il portafoglio di mia sorella alla ladra e quindi è scattato subito la rincorsa. Sono entrato nella macchina, ho tolto le chiavi subito con loro presenti e dopo ringrazio anche le forze dell'ordine perché una volta chiamate sono arrivate subito, di fatto lasciati a piedi. Insomma, gli occhi sono ben aperti sui colli di Valdobbiadene, i ladri sono avvisati. Finché c'è questa collaborazione, questa facilità di dialogo tra cittadino e forze dell'ordine, insomma, credo che il segnale debba essere forte e chiaro. Servizio di Christian Arboit. Adesso andiamo in diretta a Venezia, c'è sdegno e indignazione per l'assalto di giovani pro PAL all'Università Ca' Foscari, mentre era in corso un dibattito presente il parlamentare Emanuele Fiano, definito sionista e censurato da questa manifestazione. In diretta Filippo Fois con Sandro Ponchio, il nostro operatore. A te Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Noi prendiamo la linea da San Giobbe, che è il campus universitario in cui si è scritta questa brutta pagina. Proprio ieri sera era un incontro sulla crisi di Gaza, un incontro che poi non si è potuto tenere perché le contestazioni sono state tali e tante che gli interventi non hanno potuto avere luogo. Il giorno dopo questa contestazione possiamo dire che lo sdegno, come dicevi tu, e anche la solidarietà è bipartisan, quella che è stata ricevuta dall'ex deputato del Partito Democratico Emanuele Fiano, che è anche presidente dell'associazione Sinistra per Israele Due Popoli, Due Stati. Ma intanto, prima di sentire anche i commenti da chi era qui ieri sera, ascoltiamo cosa ci ha raccontato proprio Emanuele Fiano poco dopo quello che era accaduto qui alle mie spalle a San Giobbe. Lei dice: l'ultima volta che hanno espulso un fiano da un luogo di studio è stato nel 1938 con mio padre. Noi eravamo lì a parlare di pace tra due popoli, di ingiustizie, di dolori, di violenza, di pace. Allora, lo ripeto, è successo a Ca' Foscari questo pomeriggio. Fiano è collegato con noi. Che cosa è successo, onorevole? Beh, io sono stato gentilmente invitato da un'associazione studentesca che si chiama Futura a partecipare a un dibattito in cui si sviluppasse un dibattito su come arrivare alla pace per due popoli e due stati. All'annuncio dell'organizzazione di questo dibattito ieri, questa organizzazione che si chiama, credo, Federazione Giovani Comunisti, FGC, e che non so dirle a che partito corrisponda, ha postato ieri su Facebook un post in cui chiamava a raccolta per una manifestazione di fronte a Ca' Foscari per impedire che un sionista, che sarei io, possa
parlare nell'università. Oggi l'organizzazione, questa associazione Futura, credo consultandosi con le forze dell'ordine, ha stabilito di cambiare la localizzazione del nostro evento perché altrimenti insomma, la manifestazione avrebbe impedito di entrare in quell'aula che era stata scelta a San Bartolomeo. È stata scelta un'altra localizzazione e abbiamo iniziato questo evento con la sala piena, ci saranno state 60-70 persone e dopo circa mezz'ora che io avevo iniziato a parlare, a rispondere a delle domande che mi faceva una gentile studentessa che si era preparata delle domande per me sulla situazione in Medio Oriente, sulle prospettive di pace, hanno fatto irruzione nell'aula trentina, poi mi hanno detto che erano 50, ma io credo che in aula siano entrati in 30 con striscioni, hanno srotolato degli striscioni, hanno iniziato a urlare, gli striscioni dicevano no ai sionisti in università, poi non so se c'erano delle altre scritte, non le ho viste, e ad un certo punto uno di loro, il portavoce, non so se sia il portavoce, ha preso il microfono che stavamo usando sulla cattedra, ha iniziato a leggere un proclama che aveva scritto, peraltro dicendo cose su di me, citando delle mie opinioni che non corrispondono alle mie opinioni, e ha letto questo lungo comunicato. Poi il presidente di questa associazione Futura gli ha detto va bene, leggi il tuo comunicato, poi ascoltate Emanuele Ciano. Invece proprio non l'hanno fatta parlare, giusto? Cioè è stato impossibile. Dopo che lui ha finito, loro avevano un megafono, avevano dei fischietti o facevano comunque rumore, era impossibile assolutamente continuare, sono rimasti lì per altri 3/4 d'ora e poi l'università comunque doveva chiudere e quindi non è stato possibile ulteriormente parlare. Quindi lei dice Fiano è un comportamento fascista? Guardi, fascista o comunque totalitario, c'è stata anche la dittatura sovietica, comunista e ancora oggi ci sono molti paesi del mondo dove non si permette di parlare. Eravamo lì a parlare di pace e delle sofferenze dei popoli che cercano la pace, della storia del Medio Oriente. Evidentemente se non si accetta un dialogo su questi temi di pace, evidentemente la pace non la si vuole semplicemente sentire la propria opinione, ma questo succede appunto nelle dittature. Succede all'università, c'è anche questo dato, no? Sì, è la negazione di ciò per cui abbiamo costruito l'università e le difendiamo, perché le università sono il luogo dell'istruzione e mi venivano fatte delle domande per spiegare degli aspetti della storia del Medio Oriente e del confronto. Non è obbligatorio essere d'accordo con me. La cosa che è più tragica secondo me è che questi ragazzi non apprezzavano il fatto che noi fossimo lì per parlare di pace e non certo per parlare di violenza e di guerra. Impedire di parlare di pace, perché le mie idee sono idee di pace, io sono per due popoli in due stati e sono perché la guerra non ricominci mai più e le stragi e i massacri non ricomincino e si fermi la violenza. Ecco, impedire di parlare di questo è la cosa più tragica. La sento scosso nella voce, o sbaglio? Sì, sono scosso, non è stata una bella cosa e poi ho una storia familiare molto segnata e quindi che non mi facciano parlare è una cosa che mi turba molto. Allora, questa era la testimonianza di quanto accaduto ieri sera dalla viva voce dell'ex deputato del PD Fiano, nonché presidente dell'associazione Sinistra per Israele, Due Popoli, Due Stati. Nel frattempo siamo stati raggiunti da due ospiti che sono due rappresentanti di Futura, che è l'associazione universitaria che ha organizzato, che è tra gli organizzatori dell'incontro di ieri sera. Si tratta di Giulia Alberoni, che è la vicepresidente, se non erro, sì, di Futura. Esatto. E mentre poi abbiamo Agnese Bettarelli, segretaria di Futura. Partiamo da lei, Agnese. Noi abbiamo visto, e lo diciamo subito, innanzitutto ci sono state delle scritte che sono ancora rimaste molto minacciose. Alcuni di questi ragazzi hanno fatto anche il gesto della P38. C'è stata peraltro già una presa di posizione della ministra dell'Università Bernini, che ha detto che vuole venire qui a Venezia e rifare questo dibattito assieme anche a Emanuele Fiano. Voi siete rimasti abbastanza
sconvolti da quello che è successo. Ma noi di Futura, la comunità studentesca è rimasta profondamente turbata. Non si trattava di una contestazione, non c'era ricerca di dialogo, si voleva semplicemente mettere a tacere l'onorevole Fiano. Non erano interessati le persone che sono intervenute a bloccare la conferenza, non erano interessate al dialogo, non erano interessate ad ascoltare quello che l'onorevole aveva da dire, ma volevano soltanto metterlo a zittire, come giustamente diceva lei, e hanno riportato anche con le scritte che sono rimaste tuttora all'interno dell'università. Noi di Futura crediamo che l'università, e in questo l'Università Ca' Foscari ci appoggia completamente, debba e dovrà sempre rimanere un luogo di confronto, un luogo di apertura, un luogo di democrazia e libertà. La contestazione è durata fino a che l'università non doveva chiudere, c'era un atteggiamento piuttosto violento da parte di queste persone, cioè intimidatorio. Intendo. Violento a parole, sicuramente sono partiti anche degli spiacevoli cori verso l'onorevole che richiamano periodi molto brutti della nostra storia e sicuramente... Agli anni 20, 30. Pur essendo di sinistra, però invocavano gli anni 20. Esattamente. Purtroppo questo non era la svolta che noi ragazzi di Futura speravamo avesse l'evento, non volevamo strumentalizzare l'onorevole né l'evento di per sé. Abbiamo aperto proprio con un monologo quasi dedicato all'ascolto, dedicato alla possibilità di dialogare e di dibattere soprattutto. Se questi ragazzi avessero preso il posto di me stessa che stavo moderando l'evento e avessero voluto fare altre domande, noi saremmo stati più che felici, gliel'abbiamo proposto, ma è stato purtroppo rifiutato. Era la prima volta che c'era un dibattito di questo genere, che organizzavate un dibattito di questo genere? Da parte nostra sì, il nostro obiettivo era quello di dare un segnale di apertura, che non c'è da temere, dentro l'università si può parlare di questo, si può confrontarsi per la ricerca della pace. Ci riproverete adesso? Vediamo, intanto noi siamo fiduciosi perché appunto siamo fermamente convinti di quanto abbiamo affermato oggi, quindi speriamo che il futuro sia più luminoso, ecco, ci riproveremo sicuramente. Grazie. Per ora quindi da Venezia è tutto, direttore, la linea torna allo studio. Grazie a Filippo Fois e a Sandro Ponco. Il bello è che poi questi ragazzi sono gli stessi che protestano per l'attentato a Sigfrido Ranucci, che parlano di attentato alla libertà di espressione, che si definiscono democratici, poi vanno a zittire un parlamentare che sta parlando di pace. È stata una sceneggiata vergognosa. Ci sono scenari internazionali di cui si sta parlando purtroppo per le guerre in corso e poi avete visto la malavita scatenata sul nostro territorio e poi la mafia che continua ad affondare le proprie radici in molte regioni, compreso il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, e oggi a Vicenza un'iniziativa della Questura per ricordare la strage di Capaci, la morte del giudice Falcone. Vicenza, siamo in compagnia con il questore Francesco Zerilli, qui alle nostre spalle la teca con l'auto della scorta di Falcone. Un messaggio importante che si dà ai giovani: la teca sarà itinerante su tutto il territorio nazionale, oggi a Vicenza. Qual è il messaggio che si vuole lanciare? Ecco, innanzitutto precisare sempre che la scorta è un termine generico, è chiaro che spesso si fa riferimento a questo concetto, la scorta di Falcone. Qui dentro c'erano 3 ragazzi, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Quel giorno, del 23 maggio del 92, hanno cessato di esistere improvvisamente perché stavano facendo quello che avevano giurato di fare, cioè proteggere la vita del magistrato più a rischio d'Italia. Non si sono tirati indietro, sono morti per questo. Non possiamo dimenticare, il rischio è quello che si possa dimenticare. Molti di questi ragazzi che sono qua scoprono oggi per la prima volta questo fatto che ha sconvolto l'Italia da quel giorno in poi. Sono cambiate tante cose, ma il problema è che i ragazzi molto spesso non lo sanno. Noi volevamo dare questo segnale, la signora Tina Montinaro fa questo da quel giorno in poi, ha voluto sempre parlarne, non si è piegata, non ha ceduto al dolore, ha cercato di reagire per parlare di lotta alla mafia, per dare un senso, un valore a quello che appunto al sacrificio di suo marito. Questo è il senso per cui siamo qui oggi.
Ecco, parlare di lotta alle mafie anche in un territorio come è il Vicentino, quindi in un territorio produttivo e ricco. Sì, è chiaro che noi dobbiamo stare sempre molto attenti quando anche siamo convinti da un certo punto di vista di essere esenti da un certo tipo di penetrazione, però non dobbiamo mai abbassare la guardia, proprio perché, come lei ha detto, questo è un territorio ricco, la mafia ha cambiato pelle, lo sappiamo, si è, come dire, convertita per certi versi in imprenditoria economica di vario tipo, di vario livello, e quindi non possiamo certo abbassare la guardia da questo punto di vista proprio in un territorio come questo. Io ringrazio il signor Questore per essere stato con noi. Grazie a Luisa Bertini e Simone Squarcina della nostra redazione di Vicenza. Andiamo a Padova per la chiusura di un bar per 30 giorni perché era utilizzato dagli spacciatori come sede per i loro commerci. 30 giorni di chiusura per un bar di Mortise disposto dal questore di Padova Marco Dorisio. L'esercizio pubblico era utilizzato come base di spaccio. Lo scorso 20 ottobre gli agenti della squadra mobile della questura hanno arrestato un cittadino tunisino sorpreso in flagranza mentre cedeva una dose di eroina. Subito dopo lo spacciatore era entrato nel bar dove è stato arrestato. Sono stati documentati spostamenti del pusher tra il locale pubblico e casa sua, dove sono stati trovati 50 grammi di droga tra eroina e cocaina. Non solo questo però, perché già a maggio i poliziotti erano intervenuti per sedare una rissa. I titolari del bar però, prima di chiamare le forze dell'ordine, avevano provato a disperdere i contendenti spruzzando spray urticante verso uno di loro. Il questore, vista la situazione, ha quindi deciso di sospendere la licenza per 30 giorni. Servizio di Francesco Rattai, vi abbiamo dato i particolari poco fa della rapina ai danni dell'ex primario di psichiatria a Conegliano, il dottor Pierpaolo Urbani, da qualche anno in pensione, 75 anni, è stato aggredito da due criminali che gli hanno portato via il Rolex e abbiamo sentito la sua viva voce intervistato da Daniela Sizia, però ricostruiamo il fatto con questo servizio. Si trova ricoverato all'ospedale di Conegliano il 75enne Pierpaolo Urbani, ex primario a Vittorio Veneto, dopo la rapina subita nel pomeriggio davanti alla propria abitazione in via Tiepolo 35 a ridosso del centro della città del Cima. L'uomo è sotto shock e ha riportato escoriazioni e contusioni su tutto il corpo. Stando a una prima ricostruzione, Urbani stava controllando la cassetta delle lettere quando è stato avvicinato e aggredito da una coppia di delinquenti che gli hanno strappato di dosso un orologio Rolex e un bracciale d'oro. I due uomini non erano né travisati né armati, anche per questo si stanno scandagliando senza sosta le telecamere della videosorveglianza pubblica e privata presenti lungo via Tiepolo e in tutta la zona. Le acquisizioni sono già in corso. A lanciare l'allarme e a prestare le prime cure sarebbero stati dei residenti vicini di casa. Quello che è certo è che la coppia criminale si è data alla fuga a bordo di un Audi, attualmente ricercata anche oltre i confini della Marca trevigiana. Livelli alti di PFAS nelle acque dei pozzi di Gazzo a Pianezze e attiva i filtri per depurare le acque. Sentiamo Vanessa Banzato. Livelli superiori al consentito di inquinanti, tra cui composti chimici perfluoroalchilici, meglio conosciuti come PFAS, riscontrati nelle acque dei pozzi di via Gazzo a Pianezze. E quanto è stato rilevato da ETRA, che sta provvedendo a installare filtri a carboni attivi per l'abbattimento delle sostanze tossiche, migliorando così la qualità dell'acqua erogata. Un intervento che riporta alla mente la recente chiusura di 8 pozzi nell'area di Caldonio, dove appunto è stato riscontrato un livello elevato di PFAS. Il lavoro in atto a Pianezze viene inserito nel quadro dei nuovi limiti più stringenti imposti dalla Regione per la presenza di queste sostanze. L'intervento si inserisce in un quadro più ampio di quelli pianificati per il territorio del comune collinare, che deriva dal piano sicurezza dell'acqua. In base a questo piano, lo scorso luglio è stata completata una nuova condotta adduttrice lungo via Gazzo. Sono state inoltre apportate modifiche gestionali alla rete che hanno permesso di interconnetterla con quella del comune di Marostica, migliorando così la distribuzione e l'approvvigionamento idrico.
Andiamo a Bassano del Grappa per la polemica sull'antenna del Tempio Ossario. Ha risposto la sovrintendenza dicendo che le verifiche sono in corso. L'antenna del Tempio Ossario resta per i cittadini uno sfregio alla città e al sacrario, con tutto il suo bagaglio di memoria. Peccato che nessuno abbia pensato di coinvolgere la sovrintendenza per capire se fosse veramente il caso di innalzare in quel punto un ripetitore di telefonia mobile. Nessuno, a parte i cittadini, che hanno preso carta e penna per segnalare la faccenda appunto alla sovrintendenza, visto che dalle istituzioni non si è mossa una foglia. Abbiamo voluto vederci chiaro pure noi e abbiamo contattato gli uffici veronesi di chi si occupa di tutelare le bellezze storiche, architettoniche, culturali e paesaggistiche del bel paese e del bellissimo Veneto in particolare. Innanzitutto ci è stato risposto che la sovrintendenza è stata recentemente interessata da richieste di chiarimenti sull'antenna e che si stanno ancora effettuando tutte le verifiche d'ufficio circa le eventuali istanze pervenute agli uffici. Di certo al momento c'è che la piazza Paolo VI è al di fuori dei vincoli e non è assoggettata a tutela paesaggistica. Questo spiegherebbe perché il comune o il privato non hanno mai interessato la sovrintendenza, ma non spiega perché chi conosce Bassano e la governa, e questo riguarda l'intero arco costituzionale da destra a sinistra, non abbia girato lo sguardo di pochi centimetri fino a vedere che l'antenna poteva diventare, come dicono molti cittadini, la terza torre del Tempio Ossario. Insomma, ci sono verifiche e approfondimenti in corso e fra pochi giorni i residenti piomberanno in consiglio comunale per far sentire la propria voce. La faccenda è aperta e come se è aperta. Servizio di Ferdinando Garavello, e c'è un'altra vicenda che riguarda l'antenna telefonica nel quartiere 7K contestata dai residenti, e qui siamo a Vicenza. Il traliccio potrebbe essere spostato dal luogo previsto, ma i cittadini restano cauti prima di cantare vittoria. Sentiamo Daniele Garbin. Adesso, se tutto va bene, dovrebbe essere spostata a 20 metri dove è finito, dove si vede che è stato tagliato il grano turco, perché dopo è di un'altra proprietà. Lì dovrebbe sorgere l'antenna, però non ci è stato assicurato niente perché sono ancora in mediazione tra il sindaco e la ditta che fa questi lavori. Si sarebbe aperto dunque uno spiraglio nella vicenda dell'installazione della nuova antenna telefonica in strada del Paradiso a 7K. I lavori nel cantiere del traliccio, che inizialmente sarebbe sorto a 15 metri dalle prime case, sono stati bloccati a settembre dai residenti che hanno chiesto un confronto con il comune. L'assessore Cristina Balbi ha incontrato sabato i cittadini, annunciando loro il possibile spostamento della struttura come richiesto dal comitato spontaneo. I cittadini vogliono sperare nella conclusione desiderata, ma ancora ad inquietarli è stata la recente posa del telaio di fondazione nel punto originale contestato. Sì, è venuto l'ingegner Perli a fare continuare i lavori, sono venuti 3 operai e hanno fatto la gabbia e messo giù posizionare la base per l'antenna. Questo vi preoccupa? Abbastanza, perché avevamo detto aspettiamo che c'era questo incontro con il comune e con l'azienda Inuit. Sarebbe già tanto che l'antenna fosse spostata, anche perché hanno detto che è in programma di piantare delle piante tutto intorno, che allora così farebbero un po' anche da barriera da questa bruttura che potrebbe esserci, insomma. Perché questo è un quartiere in sofferenza, voi avete una serie di problemi, vero? Sì, abbiamo la TAV, abbiamo il fosso che è ancora da sistemare e adesso abbiamo l'antenna che verrà alta 34 metri. Speriamo. Voi non mollate però? No, di certo, siamo qua, vede. 2 ore di sciopero ieri mattina e altrettante del turno in uscita nel pomeriggio dei lavoratori di Benetton Group di fronte allo stabilimento di Castrette di Villorba. Al centro le modalità con cui sono stati stabiliti i contratti di solidarietà che l'azienda vuole applicare soltanto al 90%.
350 lavoratori di Benetton Group del primo turno in mattinata si sono riuniti in assemblea nel piazzale interno dello stabilimento di Castrette, dando poi vita ad un presidio fuori dai cancelli, raggiungendo la stampa rimasta all'esterno per quello che, a detta dei sindacati, è il primo sciopero per ragioni aziendali da almeno 30 anni. 2 ore di stop seguite nel pomeriggio, nel turno in uscita da altre 2 ore con un'adesione di oltre il 70%. Molteplici temi al centro della contestazione, ad iniziare dalle modalità con cui sono stati applicati ad un'ottantina di impiegati i contratti di solidarietà al 90%, con decorrenza dalla scorsa settimana al 31 dicembre. Non perché siamo contro, ma perché hanno messo 80 persone al 90%. Noi chiediamo la rotazione anche perché l'azienda ha dichiarato che dopo un anno di sacrifici non ci sono più esuberi. In più noi contestiamo il metodo che ha questa azienda di mandare via le mail e poi contattare le organizzazioni sindacali e dire come stanno le cose. L'aspetto più preoccupante è che non abbiamo ben chiaro qual è il piano industriale di questa azienda. È una cosa che stiamo discutendo da molto con la stessa azienda, con l'amministratore delegato, ma i feedback che abbiamo nei posti di lavoro, nei posti chiave, in tutti gli ambienti dicono che il piano industriale non è assolutamente adeguato. A preoccupare i sindacati è anche il futuro dei lavoratori, poco più di un centinaio con contratti a termine in somministrazione. Che non siano rinnovati. Già abbiamo avuto questi effetti all'inizio di ottobre, dove parte di contratti di somministrazione non sono stati praticamente rinnovati. A scioperare i lavoratori di tutti i settori, anche chi non è stato direttamente interessato dai contratti di solidarietà, che hanno voluto essere accanto a quei colleghi che invece hanno visto una significativa riduzione del proprio orario lavorativo. Significa avere lo stipendio azzerato da qua a fine dicembre, per quello che noi chiediamo la rotazione. Io ho una famiglia, ho un mutuo in corso e quindi la preoccupazione riguarda non solo me questa situazione, ma su tutti i lavoratori e i colleghi che ci sono dentro la Veneto. Dopo tanti anni in azienda, appunto, l'ho saputo via mail da un giorno all'altro. Una cosa che anche a livello psicologico, devo dire, è stata terribile. I sindacati auspicano una risposta da parte dell'azienda, altrimenti si dicono pronti a nuove iniziative. Noi chiediamo il rientro della questione della solidarietà al 90%, ridurla, spalmarla a più lavoratori. Il servizio di Francesca Bozza, e a proposito di aziende, ieri a Mestre il ministro Adolfo Urso ha detto che nella manovra ci sono 4 miliardi riservati alle imprese. L'avevo promesso allora e l'abbiamo realizzato in questa manovra economica. 4 miliardi di euro con lo strumento necessario dell'iperammortamento, utilizzabile subito dalle imprese, ma che ha effetti sul bilancio dello Stato negli anni successivi quando abbiamo maggiore capienza fiscale. Il ministro Urso a Mestre per un bilancio dei primi 3 anni di governo Meloni, a margine della presentazione dei candidati veneziani di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale Veneto, ha anticipato così la nuova transizione 5.0, rispondendo ancora una volta alle critiche degli industriali, aggiungendo inoltre: integra sia quanto faceva Industria 4.0, cioè investimenti in innovazione digitale, sia gli investimenti in innovazione energetica ed ambientale, così che le imprese possano, con un'unica misura, affrontare la duplice transizione, quella digitale e quella ambientale, che necessita di efficientamento energetico per ridurre i consumi e il costo dell'energia. Negli ultimi 3 anni, ha aggiunto poi il ministro, abbiamo tolto il reddito di cittadinanza e abolito il super bonus. Non c'è stata la rivolta sociale, ma 1,2 milioni di nuovi occupati, e quelli che avevano il contratto determinato sono stati stabilizzati. Poi un punto sulle crisi aziendali venete. Per quanto riguarda Speedline, nessuno credeva che fosse possibile. Abbiamo ricondotto a ragione la multinazionale che ne aveva approfittato? Sì, ci siamo riusciti, e quindi i commissari ora possono finalmente aggiudicare questi impianti così importanti e significativi, questa azienda storica del nostro paese, del nostro Veneto, a chi voglia davvero investire nel rilancio dell'impresa. Per quanto riguarda il caso Coin, molto importante e significativo, abbiamo trovato una soluzione
con l'intervento di Invitalia, salvaguardando un'altra azienda storica veneta che oggi ha diverse realtà produttive nel resto del paese. Intanto continua lo scontro tra maggioranza e opposizione sulle pensioni. Il centro-sinistra rimprovera in particolare alla Lega di avere combattuto e osteggiato la riforma Fornero per poi invece innalzare a propria volta col governo di centrodestra l'età pensionabile, e a Trieste Marco Stabile ha sentito proprio Elsa Fornero. Sentiamo. Dottoressa Fornero, con la manovra del governo Meloni l'età pensionabile aumenta comunque, mi verrebbe da dire. Che pensieri ha, considerando quello che ha avuto come trascorsi come ministro del governo Monti? Il pensiero è che alla fine la ragionevolezza prevale, non si può andare perennemente contro vento. Qui il vento sta diventando una forza che non si può ignorare, e parlo del vento della demografia. Quando noi abbiamo una demografia come quella italiana, ridurre l'età di pensionamento è semplicemente una irresponsabilità da parte di un governo. Il ministro dell'economia questo l'ha capito molto bene, anche la Presidente sembra aver aderito a questa impostazione. Rimangono alcune forse opposizioni, ma non ha senso veramente non aumentare l'età secondo l'aumento della vita attesa, quindi dell'aspettativa di vita, quando siamo in una condizione in cui ci mancheranno i lavoratori. E proprio di questa sfida parlerà nell'appuntamento di oggi a Trieste. Banalizzo un po'. Tra un tempo abbastanza breve ci troveremo con più pensionati che lavoratori attivi, e questo potrebbe diventare un nodo quasi risolvibile? Diciamo che anche questo possiamo cercare di evitarlo, almeno il peggioramento che ci attende se non facciamo niente. Ci sono alcune cose che dobbiamo fare, per esempio aumentare l'occupazione femminile, che in Italia è particolarmente bassa come media del paese, e poi ci sono gli immigrati. Non possiamo dimenticare, particolarmente in questa parte di paese, cioè nel nord-est, che le imprese da molto tempo lamentano la mancanza di manodopera. E controversi come quelli. Servizio l'intervista di Marco Stabile, il caporedattore della nostra redazione di Trieste. Chiudiamo questa prima parte con una notizia appena arrivata: l'omicidio di Dolores Dori. Si è costituito l'assassino, un uomo di 40 anni, ai carabinieri di Desenzano del Garda, accusato dell'omicidio della Dori, che era stata ammazzata a Lonato del Garda il 2 ottobre scorso. L'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Brescia. Stasera nei nostri telegiornali altri particolari. Andiamo in pubblicità, ma state con noi perché avremo qui in diretta come ospite Luciano Sandonà, consigliere regionale della Lega, che è passato a Forza Italia. State con noi. Di nuovo in diretta con Focus TG, ringrazio molto Luciano Sandonà, consigliere regionale della Lega, protagonista di una vicenda di cui si è parlato molto, e cioè l'esclusione dalle liste della Lega e il suo passaggio con Fratelli d'Italia. Buongiorno Sandonà, grazie. Grazie molto. Allora, come ricostruiamo un po' questa vicenda, perché insomma abbiamo messo nel titolo uno schiaffo della Lega, di schiaffo per quanto la riguarda si è trattato. Schiaffo, non so come definirlo. Io non sono stato ricandidato, sono stato messo nella lista dei ricandidati dopo, quando tutti i miei colleghi praticamente sono stati ricandidati, tutti i colleghi che erano, ricordo, in regola con i contributi, con i versamenti del partito, con queste cose sono stati appunto ricandidati, e mi sono trovato appunto fuori dalla lista improvvisamente.
iniziata questo iter già qualche tempo fa e la cosa non ha trovato nessun tipo di giustificazione da parte dei responsabili del partito. Non ho praticamente ricevuto una telefonata. Ecco, quindi nessuno ha chiarito i motivi per i quali, diciamo, c'è stata questa scusa. Lei da sempre in Consiglio regionale, Presidente della prima commissione, che è una commissione molto, molto importante, insomma, dal suo punto di vista si aspettava almeno qualche parola. Io mi aspettavo lo stesso trattamento che hanno avuto gli altri miei colleghi, insomma, ecco, perlomeno non solo quelli nel territorio padovano, ma anche quelli diciamo, in tutto il resto della regione. Però tutto questo, insomma, non influisce sul fatto che poi appunto con Fratelli d'Italia ho trovato una realtà, diciamo, diversa, inclusiva e che appunto mi ha dato la possibilità di correre anche in queste elezioni e di far sentire anche la voce del territorio, delle persone che in tanti mi hanno scritto, in tantissimi. Io finora non sono andato da nessuna parte, non ho proferito parola perché ho preferito evitare le polemiche, anche perché insomma c'è una corsa da fare, manca un mese, è un traguardo importante. Ci sarà una nuova amministrazione regionale, ci sarà anche un nuovo corso nell'amministrazione regionale, dolenti o nolenti, perché poi l'era del Presidente Zaia finisce con un divieto dal punto di vista normativo. Ecco, questa è la realtà dei fatti. Però questa nuova corsa presuppone tutte delle situazioni, diciamo, nuove che sinceramente non si vedevano da tantissimi anni. Quindi insomma noi guardiamo al futuro, guardiamo a quello che riusciremo a fare nel territorio, per il territorio. Parlo del territorio per esempio di Padova, ma anche in generale dell'Alta Padovana e del Veneto, per le persone che ci daranno la fiducia. Ecco, quindi in ogni caso rimane nell'alveo del centrodestra in uno dei partiti dell'alleanza. Che, diciamo, che riscontri ha avuto, che reazioni ci sono state? I riscontri sono stati, direi, molto buoni. Fratelli d'Italia si sta proponendo come un partito inclusivo, un partito che vuole mettere al proprio interno diverse anime. Non è già da tempo, non è più esclusivamente il partito della destra italiana. Così ha un premier come Giorgia Meloni, che in questo momento sta dando dimostrazione, sta trasferendo le vere e proprie caratteristiche dei veneti, quindi la concretezza, l'abilità, il fatto che in questo momento il Paese ha raggiunto dei risultati che erano impensabili 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa. Pensiamo allo spread che è arrivato a 78 punti base, cioè erano quasi 300 punti base quando questo governo, che è espressione, ricordo, di tutto il centrodestra, quindi anche in questo, insomma, dà l'idea anche di quello che può essere anche l'idea anche della coalizione del Veneto, ma ha raggiunto dei risultati, soprattutto dal punto di vista economico-finanziario, di un certo livello, e questo poi danno in là a tutta una serie di altri interventi che poi vanno a cascata. Direi che il Veneto è una regione fotocopia di quello che sta facendo il Paese, anzi il Veneto è stato un luogo, una regione benchmark per quello che ha riguardato lo Stato, perché abbiamo i conti in ordine, un bilancio, diciamo, che è stato approvato in tempi record durante tutta questa legislatura. Non abbiamo tassato i veneti, perché dobbiamo ricordare che abbiamo tenuto l'addizionale regionale IRPEF sempre a livello minimo e siamo l'unica regione, anzi non incassiamo nulla dall'addizionale regionale e siamo l'unica regione a livello italiano che non applica l'addizionale regionale. Siamo regione punto di riferimento in testa di classifiche per quel che riguarda tutti i servizi sanitari, pur per qualche problema che c'è. E quindi chiediamo, con la futura amministrazione regionale, con il candidato presidente, ma con i partiti che sono a sostegno, una continuità in quell'azione, magari rinnovata, rivista. Ci saranno sicuramente, chiaramente, degli equilibri diversi, ma credo che anche una certa freschezza, una certa novità porti anche del bene. Allora, ci sono state altre esclusioni che hanno fatto molto discutere, quella di Marcio Favero, consigliere regionale della Lega, e quella anche di Gian Antonio D'Arè, che doveva far parte diciamo, come candidato
coalizione del centrodestra con Liga Veneta Repubblica, ma anche qui c'è stato un no da parte della Lega. Sentiamo cosa ci ha detto. Non è possibile che tu vai all'ospedale e chiedi una risonanza magnetica oppure un TAC e ti dicono che devi aspettare 6 mesi, però se vai a pagamento il giorno dopo te la fanno. Questo non è degno del Veneto. La campagna elettorale la voglio fare sulle liste d'attesa. In diretta a Focus TG, ospite del direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli, Gian Antonio Darè, fresco candidato alle regionali nelle file di Forza Italia, parte subito all'attacco della sanità. Azzurri da mesi, spina nel fianco dell'amministrazione di Luca Zaia, ultima in ordine di tempo la presa di posizione del coordinatore regionale Flavio Tosi rispetto alla lettera, definita inaccettabile, inviata da Venezia all'azienda ospedaliera universitaria di Verona, in cui, sintetizza Tosi, si chiede ai dipendenti di lavorare di più a parità di stipendio. Su quello che non va si scaglia anche Darè. I pronti soccorso che tu arrivi dentro al mattino e esci la sera o alla notte, queste sono le cose che non funzionano. E questo è quello che io voglio cambiare. Ancora una volta Forza Italia gioca il ruolo dell'opposizione interna al centrodestra. Darè, d'altro canto, ha un conto in sospeso con la Lega. Così parla dell'esclusione dalla lista del Carroccio dell'uscente Marzio Favero, eretico di valore riconosciuto da destra a sinistra. Quello che dice Marzio Favero era una critica non tanto, ma una critica costruttiva, non distruttiva. È stato lasciato fuori, mi dispiace perché credo che il mondo della politica abbia perso una persona estremamente capace, estremamente brava. Darè, corteggiato per le europee e definitivamente conquistato per le regionali dopo il passo indietro della Liga, da quel Tosi, a sua volta espulso da Salvini, di cui prese nel 2016 il posto di segretario veneto del partito. La strada dei due si interseca nuovamente, ma senza rancore. Una persona che aveva idee diverse, però non è che hai una guerra personale. Le guerre personali non si fanno in politica, ci sono momenti in cui condividi il percorso, altri momenti in cui il percorso magari è completamente diverso. Così l'altro giorno Gian Antonio Darè, Sandra, come è stato accolto dal partito, dai Fratelli d'Italia? Devo dire con grande entusiasmo, ho trovato delle persone splendide, di dirigenti veramente che mi hanno accolto appunto con grande entusiasmo, e devo dire che il progetto è un progetto inclusivo che prevede anche, per esempio nel Veneto, delle istanze anche venetiste, delle istanze, diciamo, il Veneto è una regione molto particolare e di questo un grande partito come Fratelli d'Italia ne è ben consapevole, perché il Veneto è una regione che ha un orgoglio, una forza propria che può dar di stimolo e può essere anche di guida anche al resto del paese, ed è questo il progetto appunto che abbiamo sempre avuto in mente con l'autonomia del Veneto, che purtroppo si è realizzato solo in piccolissima parte con la legge sull'autonomia, che però è stata voluta fortemente dal governo. Però le parole per esempio del Premier Meloni sul tema dell'autonomia, sul tema dell'efficientamento di questo Stato che ha bisogno veramente di uno svecchiamento, cioè uno Stato può essere molto forte come l'esempio gli Stati Uniti, la Germania, Stati forti ma con grandi autonomie e grandi possibilità di gestire il territorio. Le regioni e i luoghi in cui è possibile avere più autonomia possono fare da guida agli altri e costituire un esempio e un modello virtuoso. Ma infatti pensavo che, diciamo, la sua presenza all'interno di Fratelli d'Italia può essere molto favorevole a una spinta per l'autonomia, no? Io porterò avanti queste istanze, come tutto il gruppo di Fratelli d'Italia, comunque lo voglio ricordare, in Regione Veneto è sempre stata da questa parte, dalla parte dell'autonomia, come tutti i veneti, perché ricordiamo il voto straordinario che c'è stato nel 2017 sull'autonomia, e noi, dando forza a questo progetto, porteremo avanti anche con questa amministrazione regionale, perché credo che questa amministrazione regionale nel suo DNA deve avere il proseguimento di quello che è un percorso iniziato con il progetto del 2017. Ci sono state tante traversie, persone che si sono messe, diciamo, per traverso, soprattutto a livello centrale, ma si può superare con intelligenza queste problematiche. Rispetto, uno Stato può essere molto forte con delle autonomie altrettanto forti al proprio interno, perché
la concorrenza e le dinamiche fra di loro nei vari territori fanno bene a tutti. Senta, tra l'altro lei è stato sempre molto vicino a Luca Zaia, che peraltro non è stato trattato con i guanti, no? In questa vicenda aveva proposto di fare ultimamente di mettere il suo nome nel simbolo, gli è stato impedito, sarà capolista in tutte le province, ma avrebbe voluto una sua lista, no? Cosa che gli è stata impedita. Questo non so come sono andate realmente queste vicende, credo che siano frutto di accordi o di trattative che sono state fatte, quindi su questo non le so dire nulla. Io sono orgogliosamente, ho fatto parte e faccio ancora parte di questa amministrazione regionale che credo che ha ottenuto dei risultati straordinari con una guida straordinaria di un presidente come Luca Zaia. E questa amministrazione regionale però sta finendo e la nuova ripartirà su altre basi con continuatività rispetto alla precedente, però il Presidente insomma, non farà più parte, non sarà più comunque Presidente della Regione Veneto, ma ripeto, i risultati anche in termini di, proprio della concretezza che amano e della determinazione che amano i Veneti sono stati risultati eccezionali. Lo standing raggiunto dalla Regione Veneto in questi anni è un motivo di orgoglio per tutti noi, ma anche per Fratelli d'Italia che ha partecipato al governo regionale in pienezza in questi ultimi anni. Devo dire che è lo stesso standing che sta raggiungendo il Paese anche con i risultati di Giorgia Meloni. Ecco, c'è questo confronto per restare primo partito, no? La Lega dice spetta a noi e faremo di tutto per essere il primo partito, Fratelli d'Italia risponde per le rime e dice no, abbiamo avuto grandi risultati alle politiche alle europee e faremo lo stesso anche alle regionali. Come andrà secondo me? Andrà che come al solito decideranno i cittadini, no? E quindi i cittadini secondo me hanno sempre ragione. Io da parte mia l'invito è quello di votare per Fratelli d'Italia e invito la mia grande preoccupazione in questo momento, come quella di tantissimi dirigenti che ho sentito, è quella veramente di portare la gente ad andare a votare, perché credo che sarebbe una grande sconfitta per tutti noi il fatto se diminuisce quella percentuale di votanti importante che si era avuta nel 2020, che era intorno al 62%. E noi adesso abbiamo assistito, diciamo, a delle tornate elettorali in diminuzione anche nelle altre regioni, in regioni straordinariamente vicine dove il popolo va a votare. Quindi la grande sconfitta per tutti sarebbe un calo drastico del voto, vuol dire che i cittadini, cioè vuol dire che i partiti non hanno risposto, diciamo, a quelle che sono le esigenze e le domande dei cittadini, e questo è un segnale, diciamo, sarebbe un segnale grave per la democrazia. Quindi io, come tutti gli altri candidati, ma tutte le persone che sono sul territorio, stiamo invitando la gente ad andare a votare e cerchiamo di stimolarli maggiormente, in maniera maggiore possibile, perché questo è un vero tema, è un tema importante, perché solo se c'è dibattito politico, se c'è confronto democratico, ecco, è quello che io ho sempre trovato, per esempio, il Consiglio regionale negli ultimi, anche discussioni molto accese, ma poi sui temi, insomma, ci si trova d'accordo, si trova una quadra, però il confronto, il dibattito ci vuole perché sale della democrazia. Non c'è dubbio, io parlo anche con un sano opportunismo mediatico, nel senso che se non c'è il confronto poi anche nei talk non abbiamo grossi dati. Invece il confronto civile, anche duro, fa bene, appunto, come diceva lei, alla democrazia. Abbiamo parlato prima di un assalto a Ca' Foscari al parlamentare Emanuele Fiano da parte dei Pro-Pal, no? Questi che parlano di pluralismo e di libertà di espressione, poi si comportano come in periodi molto bui della nostra storia. Allora vediamo, speriamo che il confronto ci sia, che ci sia in seguito al confronto anche un entusiasmo degli elettori che andranno alle urne. Vediamo i due candidati che sono stati, i due candidati presidenti dei 5 candidati presidenti che sono stati sentiti dalla Coldiretti. Sentiamo.
Le bandiere di Coldiretti sventolate al Parageox hanno salutato la fine del primo confronto tra i candidati alla presidenza della regione. Dovevano esserci tutti, mancavano alla fine Fabio Bui, ancora in bilico, e Riccardo Sciumschi a Verona in tribunale per il simbolo. Ai 2000 agricoltori riuniti, 3 candidati hanno parlato di energia, di fondi, di consorzio di bonifica. Del presidente di Coldiretti Veneto la richiesta di un assessore e di un presidente di commissione agricoltura forti, in discontinuità con il passato. Hanno avuto una visione alle volte forse limitata per quanto riguarda il panorama della nostra agricoltura. È un'agricoltura molto variegata che si espande su 7 province, che va dalla pesca alla zootecnia passando per la coltivazione vegetale, e motivo per il quale è anche oggettivamente impegnativo seguire contestualmente tutti questi settori. Ma c'è bisogno che queste figure vengano sui territori, vengano nelle aziende, si facciano accompagnare dall'organizzazione come Coldiretti per capire con mano qual è la realtà che i nostri agricoltori vivono e attraversano. Alla richiesta i candidati hanno risposto. Ci sono sicuramente delle cose che devono essere migliorate sia nella quantità che nella qualità, e sicuramente sarà uno dei nostri impegni, quello uno di mantenere atto al tema della partecipazione, quindi che vengano coinvolti i corpi intermedi nella coprogrammazione, nella coprogettazione, e poi di stringere un'alleanza, perché l'agricoltura non solo è l'identità e la radice del nostro territorio, ma rappresenta un futuro molto importante per lo sviluppo economico. Un assessore che si occupi esclusivamente di agricoltura, quindi sganciandolo da altre deleghe, un assessore che prenda in considerazione un piano regionale per l'agricoltura, sviluppando le opportunità del piano di sviluppo rurale, sviluppando le potenzialità del nostro territorio, che è un territorio che ha voglia di innovare. L'agricoltura non è un settore legato al passato come qualcuno crede, è un settore che guarda con coraggio al futuro, e noi abbiamo bisogno di veneti che guardino con coraggio al futuro. Così Alberto Stefani nel giorno dell'annuncio che sarà la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a chiudere la sua campagna elettorale a Mestre in Piazza Ferretto con i big del centrodestra Matteo Salvini e Antonio Tajani. Di tenore diverso l'intervento di Marco Rizzo, che per la prima volta parlava alle 60.000 aziende agricole venete. In tanti vogliono mettere il piede nel piatto, in primo luogo le grandi multinazionali del cibo, le grandi banche, la finanza, che pensano di arrivare in Italia, nel Veneto, e di prendere i migliori prodotti della terra e di lucrare sopra. Noi dobbiamo difendere la terra, difendere l'autonomia del Veneto, la sovranità del nostro paese, perché senza sovranità non c'è autonomia, e lo dobbiamo fare sapendo che ci sono dei nemici. L'Unione Europea è un nemico dell'agricoltura del Veneto. Questo era Marco Rizzo. Allora andiamo in pubblicità e poi torniamo con Luciano Sandonà, candidato alle prossime regionali il 23-24 novembre con Fratelli d'Italia. A tra poco, state con noi, state con noi. Nuovo in diretta Focus TG con un'intervista esclusiva con Luciano Sandonà. Quello che viene da pensare quando ci sono queste polemiche, che poi le persone valutano i candidati, non tanto i partiti, no? È un po' questo poi il succo di questa vicenda, no? Il succo del discorso è anche questo, poi quando si vive in mezzo alla gente, si vive costantemente, tutti i giorni in mezzo alla gente, le persone ti segnalano magari la situazione particolare che magari non riguarda esclusivamente la cosa pubblica, per esempio l'incrocio, la strada pericolosa, la pista ciclabile, il semaforo, tutte le solite cose, no? Ma riguarda magari anche situazioni personali delle persone. Noi nel corso degli anni credo di essere rimasto sempre in mezzo alla gente, sempre in mezzo alla gente. Il mio numero di telefono lo conoscono in tantissimi hanno sempre apprezzato il mio modo di essere, il mio modo di fare, la concretezza, non solo mia, devo dire, ma anche dei colleghi miei. Se mi vengono in mente i sindaci, ecco, direttore, lei cita sempre i sindaci. I sindaci sono l'esempio primo della concretezza, gente che vive in prima
persona vive in trincea, diciamo, un rapporto simbiotico con le persone del loro comune che vanno a raccontargli qualsiasi cosa, capisce, direttore? Io in questi 10 anni di Consiglio regionale credo di aver fatto questo. Non sto a raccontare le situazioni magari che riguardano il sociale, dove ci abbiamo messo qualcosa, insomma abbiamo cercato di dare una mano, però insomma c'è anche accanto al Veneto Felix ci sono anche persone che stanno male. Voi avete una trasmissione, una linea dedicata da tantissimi anni a questo, e questo ve ne dà grande merito a Rete Veneto, a quello che fa Mirella Tuzzato e tutto il Veneto, diciamo, le persone che non sono così fortunate come le altre, ma c'è tutto un sommerso che è grande, e credo che il Veneto è fatto di varie sfaccettature, no? Abbiamo un Veneto locomotiva, un Veneto che tira, una regione, ripeto, che in questi anni è sempre stata a fianco delle aziende, di chi produce, eccetera. Io mi ricordo il discorso di Giorgia Meloni quando si è insediata in Parlamento la prima volta con il governo. Ha detto: noi non è che dobbiamo dare tanti aiuti alle aziende, dobbiamo mettergli meno lacci e lazzuoli possibili alle aziende, perché le aziende hanno bisogno di andare sul mercato, di essere competitivi. Questi anni, insomma, credo che la Regione è stata al fianco di queste realtà, e lo sarà anche per il futuro, perché abbiamo un programma importante con il centrodestra, abbiamo un programma, diciamo, che farà ancora una volta rendere orgogliosi tutti i veneti. Sandona, grazie molte per essere stato con noi, buon lavoro, ha fatto bene a citare le nostre trasmissioni dedicate al sociale. E ricordo che molti anni fa fu l'ingegnere Giovanni Giannakopoulos a decidere di lanciare queste nuove rubriche, i Veneti schiacciati dalla crisi, che poi sono diventati Sveglia Veneti, sempre con Mirella Tuzzato che aiuta le famiglie più bisognose. Grazie a Luciano Sandona. A presto, ci vedremo ancora nelle puntate di Focus. Stasera gli ospiti Marco De Blasis, Paolo Galeano, Leonardo Padrin, Giuseppe Pan, Paola Roma, Edoardo Vaient, Gianluca Zanotti e Cristian Zara. Buona giornata, grazie ai nostri registi Tony Esposito e Italo Morao. Ci vediamo stasera alle 21:15 con Focus. Arrivederci.